In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 3 febbraio 2025. Continua la saga del PD siciliano. Non smettono le polemiche nel Partito Democratico in Sicilia a seguito della scorsa assemblea regionale. Nella giornata di ieri è arrivata notizia della certificazione del voto da parte dell'azienda responsabile dei collegamenti online, certificazione contestata dall'opposizione interna che esclude il raggiungimento del numero legale. Pare che lo scontro si stia estendendo a livello nazionale con l'intervento persino dello stesso Bonaccini. Il maltempo bombarda Messina e Catania. Una forte ondata di maltempo ha colpito ieri le province di Messina e Catania. Bomba d'acqua e forti disagi a Messina, nei paesi circostanti, nelle isole Eolie e nel Catanese. Torrenti in piena straripati, macchine in sosta trascinate via, automobilisti soccorsi, centinaia di persone bloccate in casa, allagamenti anche al Policlinico di Messina. I comuni etnei sono stati sommersi dal ghiaccio di una violentissima grandinata. 2 siciliane tra i premiati di Mattarella. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 31 onorificenze a cittadine e cittadini che si sono distinti in attività varie. 2 di questi, nominati cavalieri, vengono dalla Sicilia. Angela Isaac, giovane immigrata nigeriana che salvò un uomo dalla corrente nel corso di un'alluvione a Catania, e Giuseppina Sgandurra, neuropsichiatra infantile, per gli studi volti a facilitare la diagnosi della paralisi cerebrale infantile. Policlinico Palermo, anche morti nelle liste d'attesa. Ad aggravare le liste d'attesa infinite arrivano anche gli abusi di alcuni impiegati infedeli. Al CUP del Policlinico di Palermo un gruppo di 8 dipendenti sono accusati di aver organizzato un sistema per fare scavalcare le liste d'attesa ad amici e parenti. Inserivano nomi di comodo, a volte anche di morti, nel sistema di prenotazioni per poi sostituirli sulla base delle richieste di persone a loro vicine. Accertati dalla procura oltre 130 casi. Urso incontra imprese del polo industriale siracusano. Entro i primi giorni di febbraio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso incontrerà a Roma le aziende della zona industriale di Siracusa con l'obiettivo di studiare soluzioni concrete e definire i temi strategici per garantire la salvaguardia del polo petrolchimico, asset fondamentale per l'economia locale e nazionale. Lo ha annunciato il deputato nazionale di Fratelli d'Italia Luca Cannata. In forte calo la presenza di giovani al sud. Negli ultimi 10 anni la popolazione nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni è diminuita di quasi 750.000 unità, pari al 5,8%. Quasi il 98% del calo è avvenuto al sud. Il nord ha visto invece un aumento della presenza giovanile dovuta in parte anche alla migrazione dei giovani del sud. In Sicilia nel 2014 nella fascia d'età tra i 15 e i 34 anni vi erano 1.223.000 giovani, nel 2024 1.040.000, con una diminuzione di oltre 183.000, ben il 15%. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.